Io mi chiedo una cosa, è mai possibile che in questo paese facciamo cadere le poche cose che funzionano? Questo è il contenuto di uno dei tanti messaggi arrivati alle nostre redazioni in questi giorni. La domanda che abbiamo rivolto ai nostri telespettatori nel TG in aperta è stata: chi sta affossando la riforma della sanità veneta? Le risposte lasciano chiaramente trasparire il malumore che serpeggia tra i cittadini. Bella domanda, scrive un ascoltatore. Ad affossare la sanità veneta sono i soliti noti, i politici, che sono al governo senza essere stati eletti e che ci raccontano solo balle. Ci hanno rubato il tribunale, ora dicono bisogna togliere quello che funziona nel Veneto. La sanità è sacra e non si tocca. E poi c'è chi se la prende direttamente con l'opposizione. Questo ostruzionismo è scandaloso, la nostra sanità è sempre stata tra le migliori in Italia, sarebbe un peccato che venisse rovinata per dei giochetti politici. Qualcuno parla di soliti interessi di bottega di quattro politicanti strapagati che giocano con la pelle dei cittadini, ma c'è anche qualcuno che avanza delle proposte. Visto che la situazione non si sblocca, secondo me bisognerebbe approvare la riforma, dice questo ascoltatore, e vedere i risultati che produce. I veneti poi ne trarranno le conseguenze, positive o negative, ma di certo non si può rimanere oltre in questo impasse.